Buongiorno e ben trovati a questa edizione di A Voi la Linea. L'estate porta con sé non soltanto il grande caldo, ma anche un altro pericolo, che è quello dato dalle punture dai menotteri, ed è allarme rosso nella destra a tagliamento. Ogni anno all'ospedale di Pordenone arrivano dalle 30 alle 40 persone in shock anafilattico. Abbiamo sentito per questo l'allergologo Villalta, che dice in caso di reazione avversa bisogna chiamare subito il 112. Sentiamo. Dunque, dottore, innanzitutto partiamo dall'attualità. Qualche giorno fa, purtroppo, la triste notizia di un uomo che viene, diciamo così, assalito da diverse vespe. Sembra la situazione sotto controllo e poi invece da un momento all'altro perde la vita. Shock anafilattico, questa è la diagnosi che viene fatta all'ospedale. Ecco, quante situazioni vedete e soprattutto, dottore, che criticità si possono nascondere dietro alla puntura di un imenottero? Le punture di menottero sono una delle allergie che vediamo più frequentemente in questo periodo, quindi l'estate e l'inizio dell'autunno. E ovviamente perché in questo momento sono presenti gli insetti pungitori. E circa ogni anno noi vediamo tra 30 e 40 casi di shock anafilattico nel nostro ospedale. Chiaramente ci sono vari livelli di gravità. Il caso di cui faceva cenno lei è stato un caso gravissimo. Lì chiaramente non è ancora chiaro se sia stato solo un problema di punture multiple di calabrone, che in qualche caso possono essere anche fatali senza che un soggetto sia allergico, oppure se il soggetto sia stato presensibilizzato da precedenti punture e magari lui non lo sapeva. In questo caso poi ripunto ha avuto il problema grave che ha avuto. Comunque diciamo che adesso sappiamo che nei casi di problemi gravi o gravissimi, quindi questi shock immediati importantissimi, sotto spesso ci nasconde un'altra patologia che si chiama mastocitosi, cioè una proliferazione di quelle cellule che poi rilasciano l'istamina, che è il mediatore delle reazioni allergiche. E poi noi lo scopriamo proprio perché tutti i soggetti che hanno avuto reazione di menotteri vengono testati anche con un test che si chiama triptasi, che è un indice appunto della proliferazione di queste cellule e di questa probabile malattia sottostante che si chiama mastocitosi, che può essere del tutto asintomatica, il soggetto non sa di averla, che però in caso di allergia, soprattutto di allergia di menotteri, può avere poi degli esiti molto gravi. Dottore, che fare quindi in caso di puntura soprattutto da più imenotteri? Un allergico agli imenotteri può avere reazioni gravissime anche con un unico caso. Comunque, se uno ha avuto una reazione in cui è una reazione normale, quindi con una reazione locale meno di 10 cm e una cosa di diametro, una reazione normale, quindi basta che metta un po' una crema cortisonica, rimedi fai da te, e lì non ci sono problemi. I problemi possono insorgere invece quando le reazioni sono reazioni locali estese, quindi con un diametro di più di 10 cm, che può essere indice di una sospetta allergia, oppure quando ci sono reazioni che noi chiamiamo sistemiche, quindi dall'orticaria, difficoltà respiratorie, alterazione della vista, difficoltà a deglutire, quindi indice che sta succedendo qualcosa di importante, sensazione di svenimento. In quel caso lì il paziente deve distendersi e, se non ha, perché non è stato diagnosticato prima, avere un'allergia agli imenotteri, chiamare subito il 112, perché è importante un'azione immediata. Parliamo ora di turismo. È un'estate da tutto esaurito nelle strutture ricettive di Tarvisio. Ad oggi non si trova una camera libera. Ad evidenziarlo soddisfatto è il presidente di Confcommercio del Tarvisiano, Diego Bellotto. Altalenante invece la situazione del commercio locale. Vediamo. Diego Bellotto, Confcommercio Tarvisio, che estate è dal punto di vista del commercio, ma anche per quanto riguarda gli alberghi della zona? Allora, per quanto riguarda il commercio è stata un'estate finora naturalmente un po' altalenante, nel senso periodi in cui i colleghi mi dicono lavoro ce n'è stato, i negozi vendevano e quindi bene, e periodi in cui magari c'era qualche sofferenza. Alcuni mi fanno notare che se ci sono giornate non bellissime di sole lavorano di più,
Ma fortunatamente insomma per tutti gli altri le giornate sono state quasi sempre belle, insomma, e quindi bene. Quindi un commercio di alti e bassi a periodi. Per quanto riguarda invece la ristorazione, gli alberghi, credo sia un'estate importante dove abbiamo avuto un ottimo avvio grazie soprattutto alla ciclabile a inizio stagione, veramente direi anche da record in alcuni casi. E poi naturalmente arrivano le vacanze, arriva l'estate piena e a oggi insomma sicuramente si fa fatica a trovare qualche posto libero per dormire. Agosto è il mese degli italiani. Assolutamente sì, qualche differenza a livello ristorativo e alberghiero la vediamo, nel senso che magari l'italiano a pranzo preferisce star fuori e quindi girare le baite, i laghi, i luoghi un po' all'aperto, mentre a cena si ferma negli hotel o nei ristoranti, questo in centro. Gli altri turisti stranieri prevalentemente da che zone arrivano? Allora, posso dire che veramente stiamo lavorando a 360 gradi, non più solo austriaci, ma abbiamo germanici, sloveni, Repubblica Ceca, Croazia, Polonia, ma anche Danimarca, Norvegia, soprattutto in bassa stagione con le biciclette, sono clienti veramente interessanti. Chiusa l'estate si pensa già però all'inverno, quindi alla stagione sciistica, a quello che sarà il prossimo inverno. Quali sono le vostre aspettative? Allora, ovviamente il meteo farà la differenza, se c'è la neve e arriva presto benissimo, di sicuro sappiamo insomma che grazie agli eventi sportivi già in programma e gli off su tutti, sia nostri qui che austriaci e sloveni, quindi avremo sicuramente un inverno interessante dal punto di vista del lavoro. E dalla montagna ci spostiamo al mare, dove è tornato dopo 2 anni l'incendio del mare a Lignano Pineta. Spettacolo ieri sera tra Piazza Marcello d'Olivo e il Pontile a mare. Vediamo.
queste bellissime immagini si chiude questa puntata di A Voi la Linea, grazie per averci seguito, buon proseguimento di giornata.